Il vento neofascista soffia ancora una volta su Verona, con un episodio gravissimo di violenza e una polemica che si è accesa in questi giorni per il concorso rivolto alle scuole, un bando in memoria dei giovani fascisti che ha ottenuto il patrocinio non solo del comune di Verona, ma anche della regione del Veneto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 10 febbraio 2022. La prima notizia di oggi riguarda proprio la Verona nera e la tensione che ancora una volta torna ad alzarsi nel veronese dopo che un cinquantenne l'altra notte è stato picchiato da 3 militanti legati all'estrema destra per una storia di manifesti di propaganda, appunto, di queste formazioni neofasciste. L'uomo era intervenuto dopo che una donna che stava appunto staccando questi manifesti appena incollati è stata aggredita verbalmente dai militanti di una di queste organizzazioni che avevano appunto appena attaccato i manifesti. L'uomo ha cercato di calmare una situazione potenzialmente pericolosa, ma a sua volta è stato aggredito, preso a pugni, è stato fatto cadere a terra da questi giovani che appartenenti appunto a un'organizzazione neofascista che poi si sono dati alla fuga. Questo è l'episodio veramente molto grave di violenza, ma a fianco a questo, parallelamente, c'è appunto un'altra notizia forse ancora più grave seppur più sottile. Si tratta del concorso Piccola Caprera sul tema L'amor di patria, il cui bando recita come finalità, e leggo dalle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi di oggi: l'istituzione del premio, fortemente voluta dal suo ideatore professor Antonio Caramaschi, nasce dal desiderio di ricordare l'eroica figura del maggiore Fulvio Balisti unitamente ai suoi eccezionali volontari giovani fascisti, attraverso il concetto di amor di patria, con l'obiettivo di incoraggiare le giovani generazioni a coltivare individualmente e collettivamente questo sacro sentimento, soprattutto come valore ideale. E insomma, questo concorso dedicato alle scuole e appunto dedicato a un gerarca fascista. Tra l'altro un bando che è pubblicato a Ponti sul Mincio, a Mantova, quindi in Lombardia, ebbene ottiene il patrocinio del comune di Verona e della regione del Veneto. C'è polemica, ma c'è anche tensione a Verona, dove oggi i neofascisti vogliono commemorare in piazza le vittime delle foibe. Una manifestazione che è attesa in serata e sta facendo discutere, appunto anche perché è stata pubblicizzata coi manifesti che appunto nei giorni scorsi sono stati la miccia che ha fatto esplodere il caso di violenza di cui vi ho appena parlato. Una situazione davvero di tensione, in cui appunto giocano un ruolo anche le istituzioni comunali e regionali. Voltiamo pagina, ma parliamo sempre di enti locali e in questo caso della loro autonomia. Ebbene, procedono le trattative, diciamo il percorso condiviso tra le regioni che hanno richiesto forme differenziate e maggiori di autonomia e il governo. Insomma, nel percorso condiviso dal Veneto e quindi dal presidente della regione Luca Zaia sono previsti dei passaggi nella fase diciamo delle linee guida attuative dal governo al Parlamento, quindi è previsto un coinvolgimento appunto anche del Parlamento e proprio a questo passaggio la Lombardia, guidata sempre da un leghista, Attilio Fontana, si oppone, contestando il diritto di Camera e Senato a interloquire nel merito dell'accordo. Dice Fontana: la Costituzione prevede un accordo tra due soggetti, tertium non datur. E un altro punto controverso che viene respinto dalla Lombardia è il contributo perequativo del Nord al fondo sociale destinato al riequilibrio del Mezzogiorno. Insomma, in sostanza, sull'autonomia, la Lombardia di Fontana
sembra voler svolgere il ruolo del poliziotto cattivo, mentre il leghista Zaia, quello del poliziotto buono, favorevole appunto a un ruolo del Parlamento, anche che ovviamente poi dovrà votare la legge che definisce il passaggio delle competenze alle regioni, ma appunto Zaia sarebbe favorevole anche a un coinvolgimento del Parlamento nelle prime fasi, diciamo, della trattativa, e anche a questo fondo di riequilibrio a favore delle regioni del sud. Insomma, tutto pur di portare a casa non si sa bene cosa, tra l'altro, perché poi ancora bisogna entrare nel merito di quelle che saranno le materie oggetto di trasferimento di competenze tra Stato e regioni, ma già in questa primissima fase in cui si discute puramente del metodo dell'applicazione dell'autonomia, le due principali regioni a guida leghista si dividono e mostrano di non avere quindi le idee chiare, o quantomeno una sola idea. Ma noi torniamo in Veneto, adesso parliamo dei fondi destinati alla sanità privata. Da Palazzo Balbi, quindi dalla Giunta regionale del Veneto, arriva la notizia. È stato approvato il budget per il triennio 2022-2024 da assegnare alle strutture private accreditate, esclusivamente ambulatoriali. Parliamo di 119 milioni e 480 mila euro per ogni anno, soldi dati quindi alla sanità privata che, secondo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, dovrebbero servire a rispondere ai disagi e alle attese causate dall'emergenza Covid e permetteranno alle singole ULS di chiedere l'accesso a quote aggiuntive per recuperare le liste d'attesa. Insomma, il pubblico, la sanità pubblica in affanno, e quindi la regione decide di investire altre risorse, ovviamente sempre pubbliche, a favore della sanità privata. Nulla di nuovo in una regione dove la sanità è da 30 anni guidata dalla Lega e il processo di privatizzazione della sanità è in atto appunto ormai da decenni. E proprio all'interno di questi fenomeni che coinvolgono il privato in sanità in varie forme, a dire il vero, oggi abbiamo un caso a Venezia, dove l'ULSS 3 ha rescisso dei contratti con personale fornito da cooperative esterne. Si tratta di accordi che le ULSS fanno appunto con questi soggetti in quanto non sono in grado di reclutare direttamente del personale sanitario, quindi parliamo di medici, infermieri, operatori sociosanitari e via così. Insomma, a Chioggia e a Dolo c'erano un medico e una cooperativa che avrebbe dovuto fornire del personale per la pediatria. Ebbene, medici quindi e infermieri assenti, l'ULSS 3 taglia i contratti. La notizia sul Gazzettino di oggi lo ha annunciato il direttore generale dell'ULSS 3 proprio nei giorni in cui cresce la discussione, anche una polemica, dopo la trasmissione in prima serata l'altra sera di un servizio di Rete 4 dove si parla proprio della sanità veneziana e si vedono strane selezioni del personale e di profili senza la competenza di medico per coprire i buchi nei pronto soccorso degli ospedali. Sempre qua queste cooperative private, nel servizio di Rete 4 si vede un presidente che non avrebbe titolo di studio di tipo sanitario ma un diploma di scuola alberghiera e avrebbe ammesso di svolgere compiti di selezione del personale medico, anche quello destinato al pronto soccorso. Naturalmente sono in corso delle verifiche, ma appunto c'è già polemica e il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di Chioggia chiedono subito la convocazione della Commissione Sanità e Sociale con la presenza del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima. Domani la protesta degli studenti delle scuole superiori del Veneto e d'Italia. Si troveranno davanti alle scuole di tutta la regione, ma appunto anche alle ore 16 a Roma davanti al MIUR. La protesta
guidata dalla rete degli studenti medi e dal suo portavoce nazionale Tommaso Biancuzzi di Montebelluna, universitario a Padova, appunto coordinatore nazionale della rete degli studenti medi. La protesta è rivolta nei confronti del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e la richiesta è di rivedere la sua idea di esami di maturità, che non è mai piaciuta agli studenti. E oggi, appunto, sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI, Biancuzzi spiega che sarebbe più opportuno che l'esame consistesse in una prova orale con l'esposizione di un elaborato e un colloquio che dimostri la capacità dello studente di calare quanto appreso nella sua quotidianità. Contestato anche un sistema, quello dell'esame di Stato, che basa il voto finale sulle singole performance degli studenti senza tenere in considerazione il percorso di crescita negli anni. E ancora, ricorda il coordinatore nazionale della rete degli studenti medi, gli studenti hanno affrontato 3 anni difficilissimi, non è possibile non tenerne conto. Chiudiamo con una notizia flash, è originaria di Chioggia, la ballerina Giulia Boscolo, che molti di noi hanno visto sul palco di Sanremo, dove ha ballato imitando Raffaella Carrà. Il ballo, la danza li ho amati fin da bambina e dopo il diploma da ragioniera, quando i miei amici sceglievano la facoltà universitaria, io mi sono trasferita a Milano per frequentare l'Accademia di Danza. Lo racconta Giulia Boscolo, ballerina chioggiotta 25enne, al Gazzettino di oggi. E con questa notizia flash finisce la puntata di Sveglia Veneto. Oggi è giovedì 10 febbraio 2022, io sono Jack Calcetto, una buona giornata a tutte e tutti voi.